Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Arriverà nel primo pomeriggio di oggi nella sede della Protezione Civile di Palmanova il Premier Mario Draghi. Ad attenderlo il Presidente della Regione Fedriga e il Vice Riccardi. Un'occasione per ringraziare i volontari per il lavoro fin qui svolto a favore della popolazione ucraina, ma anche per fare il punto sulla gestione dell'accoglienza. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso alle 14:15 di oggi pomeriggio nella sede della Protezione Civile regionale di Palmanova, dove arriverà accompagnato dal capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Il Premier avrà l'occasione di verificare di persona come si sta operando nella struttura divenuta hub nazionale per la raccolta di mezzi e materiali destinati alla popolazione ucraina. Nel quartier generale di Palmanova, infatti, vengono stoccati anche medicinali con diversi carichi già partiti alla volta del paese in guerra. La visita di Draghi e Curcio sarà occasione per fare il punto sull'attività svolta, ma anche un segno di gratitudine e ringraziamento per i tanti volontari che come sempre si sono messi a disposizione questa volta in un contesto particolarmente delicato. Nella sede regionale della Protezione Civile si svolgerà anche una riunione operativa con le autorità competenti e con i vertici della regione. Ad accogliere Draghi e Curcio ci saranno il governatore e presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga, con il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Sul tavolo ci saranno anche questioni pratiche ed operative legate all'ingresso e all'accoglienza dei cittadini ucraini nel nostro paese. Il Friuli Venezia Giulia resta in prima linea su questo fronte. A Coccau e Fernetti sono stati allestiti dei punti di prima accoglienza per i profughi in transito. Per loro è stato anche allestito all'Ente Fiera un centro tamponi e vaccinazioni. A Palmanova, come detto, vengono stoccati farmaci raccolti da tutte le regioni e da qui la settimana scorsa sono partiti alla volta della Slovacchia mezzi e volontari per l'allestimento di un campo da 250 posti letto. Fedriga e Riccardi racconteranno al Premier Draghi l'attività fin qui svolta in Friuli Venezia Giulia e i prossimi impegni. La nostra protezione civile è un orgoglio nazionale, così il Presidente della Regione Fedriga a poche ore dall'arrivo nella sede di Palmanova del Premier Draghi. Faremo il punto sull'emergenza profughi, spiega, per capire se servono correttivi alle procedure adottate. Per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza, Fedriga ha sottolineato che la regia deve essere nazionale, non può essere demandato ad una singola regione. Presidente, oggi la visita del Primo Ministro Mario Draghi, cosa si aspetta dal Premier e soprattutto quanto è importante per il personale della Protezione Civile? Oggi ci sarà sia una riunione operativa dove ovviamente faremo una fotografia sullo stato dell'arte dell'emergenza profughi e su tutti i soggetti istituzionali coinvolti, capiremo se sono da fare delle correzioni per migliorare le procedure. Dall'altro ovviamente il Presidente del Consiglio ha voluto fare questo incontro in Friuli Venezia Giulia anche come testimonianza del lavoro che sta facendo la nostra Protezione Civile, che ringrazio, è un orgoglio nazionale ed è in prima linea per andare ad aiutare le persone colpite dalla guerra in modo drammatico, non soltanto come fanno e facciamo a livello nazionale sul territorio italiano, ma anche portando aiuti come medicinali, campi allestiti per ospitare le persone, e quindi tutto quello che è necessario e che possiamo fare è fatto dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. E vi aspettate che proprio il Friuli Venezia Giulia diventi uno degli hub principali per gli arrivi dei profughi in maniera consistente, diciamo quelli che hanno bisogno anche di casa, supporto e sostegno? Sì, no, ma non credo che ci sarà una regione in particolare che avrà l'accoglienza più degli altri. Da noi sicuramente avremo un passaggio importante dal confine del Friuli Venezia Giulia, come stiamo già vedendo rispetto ai numeri nazionali. E comunque dobbiamo dopo ovviamente organizzare un'accoglienza che sia di carattere nazionale, non possiamo pensare che in una regione gestisca tutto, perché non sarebbe neanche un'accoglienza all'altezza quando i numeri sono troppo elevati. Ed ora i dati della pandemia, dove si registrano 4 pazienti ricoverati nelle terapie intensive delle 3 aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia e sono stati registrati i decessi di 2 pazienti ricoverati in ospedale. 288 le nuove positività, 74 casi rilevati attraverso 1531 tamponi molecolari e 214 positività risultate tramite 1950 test rapidi antigenici. Le persone ospedalizzate in altri reparti risultano essere 136, tornano sopra quota 20.000 i corregionali in isolamento, oggi 20.386.
Siamo alla cronaca con un violento scontro tra due auto questa mattina a Chions. Nell'impatto una delle due vetture è finita addosso ad alcuni alberi accartocciandosi. Una persona ferita gravemente è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. Grave incidente questa mattina sulle strade della destra Tagliamento. Un violento impatto si è verificato attorno alle 8 a Chions, sulla strada provinciale 1 che porta a San Vito al Tagliamento. A scontrarsi frontalmente una BMW e una Citroen C8, che dopo lo schianto è stata sbalzata addosso ad alcuni alberi a bordo strada, accartocciandosi. Le lamiere contorte hanno impedito l'uscita dei due occupanti del mezzo, che sono stati estratti all'arrivo dei soccorritori dai vigili del fuoco. Uno dei due ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. L'altro è stato affidato alle cure del 118, così come l'autista della BMW, rimasto ferito ma in modo più lieve. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati i carabinieri di Azzano X, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'impatto. La carambola, che ha visto poi la monovolume finire addosso alle piante, ha causato un impatto violento, ben più grave dello scontro con l'altra auto. A Trovisocosa ancora non finisce la querelle sull'elezione del primo cittadino, ruolo attualmente ricoperto da Enrico Monticolo dopo una sentenza del TAR che aveva ribaltato l'esito delle elezioni di ottobre. Marco Turco, supportato dalle liste che lo sostengono, Progetto Comune Trovisocosa CE 2021, ha provveduto oggi a notificare sia a Monticolo sia allo stesso comune di Trovisocosa ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Friuli Venezia Giulia che ha proclamato sindaco Monticolo. Turco riferisce di aver fatto ricorso ritenendo che la sentenza del TAR sia viziata sia dal punto di vista procedurale che nel merito. Monticolo era stato dichiarato vincitore delle elezioni dello scorso ottobre dal TAR dopo che l'esito delle elezioni aveva assegnato lo stesso numero di preferenze espresse, ma la vittoria era stata assegnata a Turco poiché, come previsto dalla legge regionale in materia di elezioni comunali, a parità di voti viene eletto il candidato sindaco più giovane. Si ritorna in presenza per l'inaugurazione del 18° anno accademico della Scuola Superiore dell'Università di Udine. La scuola sarà accreditata a livello nazionale ed è motivo di vanto per la città di Udine, come riferisce l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni. Il Comune di Udine ha grande soddisfazione, no, nell'avere sul proprio territorio un'istituzione di questo genere. Sicuramente, oggi io sono qui in rappresentanza del sindaco, onorevole Pietro Fontanini, e della giunta di tutta l'amministrazione comunale. La scuola superiore dell'Università di Udine è veramente un fiore all'occhiello, non solo per l'università, ma anche per la città di Udine e per il territorio. Da qui escono allievi estremamente preparati che si formano in modo completo perché possono naturalmente accedere a questo tipo di formazione interdisciplinare. Inoltre, risiedendo qui, vivono in modo comunitario e a contatto diretto con i docenti e poi possono accedere a carriere di grande prestigio nel campo della ricerca, nel campo accademico e anche nel campo delle carriere professionali. Quindi veramente questa scuola che ha sede oltretutto in quella che era la sede del prestigioso collegio di Toppo Wasserman. Non a caso, secondo me, ecco veramente un valore aggiunto per la città di Udine e per tutto il territorio del Friuli. Nel 2023 risorgerà la Galleria d'Arte Moderna del Palamostre di Udine. Dopo anni di attesa sono stati consegnati i lavori che riporteranno il blocco centrale della struttura di Piazzale Palodiacono al suo originario splendore. Fra poco più di un anno un'area espositiva immensa verrà restituita alla città di Udine. Si tratta della Galleria d'Arte Moderna, ospitata nel plesso centrale del Palamostre in via D'Ampezzo. Il blocco centrale della struttura, realizzata dall'architetto Gianni Avon a fine degli anni 60, aveva chiuso i battenti una quindicina di anni fa a causa di infiltrazioni e problemi strutturali di sicurezza. Questa mattina, dopo anni di attese e polemiche, è avvenuta la consegna dei lavori che riporteranno allo splendore il blocco dedicato alle arti espositive.
2,5 milioni il costo della ristrutturazione. Interveniamo su una struttura molto antica ma soprattutto particolare nel suo genere, quindi Udine avrà un'altra importante riqualificazione strutturale di un edificio nostro del comune che sarà oggetto poi di un interesse non solo comunale ma anche extracomunale. Tanti gli interventi previsti, a cominciare dalla coibentazione dell'edificio, il rifacimento del tetto, la creazione di ascensori, la creazione di scale di emergenza e vie di fuga. Saranno inoltre sostituiti tutti i serramenti. Nel complesso verrà rimesso a nuovo il 50% degli spazi dell'intera struttura, che a sud ospita il teatro e a nord la piscina e l'area sportiva. Nel 2023 dunque i quadri e le sculture acquistate negli anni o ricevute in donazione potranno riemergere dal deposito posto nel sottosuolo in cui ora sono custodite. Si tratta di centinaia e centinaia di opere accumulate fin dal 1865, ovvero da quando il collezionista e imprenditore filantropo udinese Antonio Marangoni istituì la prima galleria d'arte del capoluogo friulano, poi in parte trasferita dal 2012 all'interno della rinnovata Casa Cavazzini. Io credo che in un anno si possano completare i lavori e a questo punto veramente saremo contenti e felici di poter inaugurare questo che è un fiore all'occhiello della città e che purtroppo è stato abbandonato per decenni. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.